Ancora un atto vandalico compiuto contro un'automobile in sosta stamani a Sottomarina. All'incrocio di Viale Padova con Viale Po, una Renault Clio di colore nero presenta le gomme tagliate e numerosi segni sulla carrozzeria, tra cui uno pesante sulla fiancata destra. Probabilmente il misfatto è avvenuto nella notte, proprio sotto le telecamere della filiale della Cassa di Risparmio di Venezia. Criminali poco furbi, quindi, che potrebbero facilmente essere smascherati dalle videoriprese. Non è la prima volta, ultimamente, che succedono fatti del genere anche in altre parti della città, specie in via Cristoforo Colombo. Per questi ultimi episodi, gli inquirenti sono sulle tracce di una trentina di ragazzini, per lo più minorenni, autori anche dei numerosi roghi divampati al Parco degli Orti. Per martedì mattina 27 febbraio, dalle ore 9:30, è stata convocata una seduta del Consiglio Comunale, che tra gli altri argomenti dovrà approvare il bilancio di previsione dell'ente per il periodo tra il 2018 e il 2020. Allo scopo, il consigliere del Partito Democratico Jonathan Montanariello ha presentato alcuni emendamenti. L'esponente del PD chiede sia realizzato un sistema di videosorveglianza nelle frazioni, stanziando 50.000 euro che andrebbero sottratti al programma di ristrutturazione dei beni comunali. Inoltre, Montanariello auspica uno sgravio della Tari e della COSAP per chi apre nuove attività in centro storico, soprattutto in Rivavena, togliendo 30.000 euro dal capitolo spesa per l'ITI e ancora altri 100.000 euro dalle ristrutturazioni per destinarli al completamento delle tettoie e delle piastrelle al canile di Sant'Anna. Stanco dei soliti salumi e formaggi tutti noiosamente uguali? Tentazioni tipiche rivoluziona il gusto in cucina, prodotti solo artigianalmente dalle migliori aziende agricole italiane. Se ti colleghi al sito www.tentazionitipiche.it puoi accedere al servizio spesa facile, fai la spesa online, la paghi comodamente e poi la vieni a ritirare presso il punto vendita. Tentazioni tipiche, zona Vigo, in Corso del Popolo a Chioggia. Secondo appuntamento oggi pomeriggio con la rassegna Celebri, scrittori dal vivo alla Biblioteca Sabadino di Chioggia. Dalle ore 18 il curatore Stefano Spagnolo introdurrà Francesca Genti, autrice torinese di Anche la sofferenza ha la sua data di scadenza. Il reading sarà interattivo, con la partecipazione del pubblico, e verterà sui testi poetici editi da HarperCollins e indirizzati alle gatte governate da Saturno. L'ingresso all'iniziativa culturale è gratuito. Torna dopo un mese il Teatro Amatoriale Veneto questa sera al Don Bosco. Per la rassegna Su il Sipario, sul palco della struttura salesiana salirà la compagnia teatrale padovana Arlecchino, protagonista della pièce Sior Felice che cuccagna di Umberto Molucchio per la regia di Gabriele Brugnolo. L'inizio è previsto alle ore 21, il biglietto unico costa 6 euro per platea e galleria. Amici carissimi, buongiorno e buon weekend a tutti. La giornata si sta aprendo con un netto miglioramento delle condizioni termoclimatiche anche e un avvento di bora piuttosto otteso che si protrarrà per buona parte della giornata. La depressione che ha insistito più giorni anche sul nostro territorio si sta allontanando verso sud e quindi sembra destinata a morire verso la Grecia. Quello che a noi più interessa naturalmente soffermarsi è sul fatto che da oggi, grosso modo da questa sera, comincerà ad affluire questa area artico-continentale della Russia che si espanderà su quasi tutta l'Europa, diciamo occidentale, per buona parte della settimana, garantendo di fatto un afflusso di aria molto fredda a tutte le quote, dove la colonna termica naturalmente sarà molto fredda dai 1450 metri in su, apportando ovviamente temperature sotto zero durante il giorno anche in alcune zone e molto sotto zero durante la notte. Quindi ci aspetta un periodo piuttosto freddo, gelido anche in alcuni momenti,
con venti molto sostenuti di bora che già domani lunedì toccheranno i 75, 80, 90 km/h, ma saranno molto più forti sul Triestino, dove batteranno anche i 120, 130 km/h. Si tratteranno quindi di venti molto gelidi, di un freddo pellicolare, nel senso che sarà un freddo continentale molto secco, che a tutte le quote spazzerà naturalmente il territorio. Ovviamente al momento non sappiamo quanti giorni questo fenomeno durerà, ma probabilmente sicuramente fino a giovedì. A quel punto, quando questa massa di aria fredda verrà risucchiata poi lentamente dall'Atlantico, si aprirà una fase moderatamente perturbata di stampo sempre invernale che garantirà ancora forti precipitazioni, ma lì ne riparleremo la volta di martedì e mercoledì, che ci saranno comunque delle novità. Quindi concentrandoci su oggi, la giornata è destinata a migliorare, anche il campo termico aumenterà leggermente, andremo intorno ai 7, 8, 9 gradi anche, sarà abbastanza soleggiata nel pomeriggio, ma attenzione perché poi da questa notte venti impetuosi cominceranno a soffiare, apportando questa massa di aria gelida. La giornata di domani si aprirà sicuramente e continuerà probabilmente con cieli spesso coperti nuvolosi. Domani mattina nel primo del pomeriggio forse anche qualche fiocchettata di neve su tutta la regione, senza accumuli naturalmente importanti o degni di nota, quindi l'inverno che arriva di schianto sul nostro territorio. Domani mattina saremo più precisi su tempistiche e anche precipitazioni, e intanto vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!